amici bellini, un video leggerissimo, più mistico in prospettiva di Napoli-Inter. Ieri c'è stata la partita, l'avete vista, avete visto un Inter che per un po' di difficoltà, un po' di sofferenza, però comunque 2-0. Quindi cominciamo questa top 11 combinata, una cosa che non faccio mai, vediamo un po'. Allora, prendo un po' spunto da quello che è stato la live di cronache di ieri, dove hanno un po' analizzato le due rose, i due allenatori. Benvenuto Mario, amabile, amabilissimo, con tutti i miei amabili iscritti, e qualcuno si può affacciare su questo video. Io sono Valerio Fluido, mi diverto a parlare di calcio e del Napoli, e ieri pure c'è stata una mezza polemica, perché voi lasciate il like a prescindere dalle polemiche, togliamo le polemiche da mezzo, like. Dopodiché, dopo questa top 11 combinata, che facciamo molto velocemente, quel gol di Arnautovic, un gol pazzesco di Arnautovic, che è proprio era l'ultimo degli attaccanti di riserva, un gol pazzesco, polemiche per quel fuorigioco, ne parliamo. Però mi sposto un attimo e qua mettiamo la top 11 combinata dandoci una mano, perché se la faccio io o se la fa un tifoso dell'Inter magari può essere non obiettiva, perché ognuno può avere delle preferenze. Cronache si sono divertiti a farlo, posso immaginare che siano abbastanza obiettivi, possono avere delle preferenze anche loro, ma ascoltiamo un attimo. La top 11 di Napoli e Inter, Meret o Martinez? Meret. Direi. Potete intervenire, Bart, mi raccomando, in caso di contestazione. Martinez di queste due partite però, assolutamente all'altezza. Di Lorenzo Pavard. Insomma, loro scelgono Meret, ditemi anche voi la vostra. Martinez a me piaceva molto, come quando giocava insomma nel Genoa. Meret ha fatto delle parate importanti, Martinez adesso è chiamato in causa al posto di Sommer e si sta comportando abbastanza bene. Per me è quasi una parità in questo momento. Io dico Pavard, vado convinto, perché semplicemente per quello che porta Pavard all'Inter, con la possibilità di usare il doppio centrale, di portare Acerbi a uscire, spingere fuori Bastoni e spingere in alto Di Marco, la lettura dei momenti chiave, per me Pavard è... Io di Lorenzo. Giuseppe? Di Lorenzo. Di pochissimo. Di Lorenzo di pochissimo. Teniamo presente un'altra cosa, in questo momento stiamo confrontando 3-5-2 con 3-5-2, però non sappiamo, insomma il Napoli è fresco di 3-5-2, non facciamo un 3-5-2 puro molto evoluto. Io credo che ci sia una forte possibilità che il Napoli possa tornare al 4-3-3, e dovremo riguardare anche come abbiamo gestito le marcature all'andata. Sarà una partita tatticamente molto interessante, e io accarezzo sempre quell'idea pazzesca di vedere Lukaku inizialmente in panchina con Raspadori, Nueve che viene incontro. Però ragioniamo in questo momento sul 3-5-2. E per quanto riguarda Di Lorenzo, che per me è superiore a Pavard, ma nel ruolo di braccetto dove devi fare molta fase difensiva e dove si perde tutte quelle sue sovrapposizioni con Politano, Pavard a me pure dà un po' più di garanzie. Rachmani o Acerbi? Acerbi. Ferré. È difficile dire Rachmani questa settimana, ma io dico Rachmani per la stagione che sta facendo. Lui dice Rachmani. Ovviamente Rachmani viene da due partite, il colpo di testa con la Lazio, purtroppo l'autogol, e insomma Acerbi invece da quando è ritornato a fare il centrale, che se si prende l'attaccante è molto fastidioso in marcatura. È difficile, io proprio Acerbi non riesco a dirlo, però dico Inter, non dico Acerbi, dico Inter. Quello è complicato perché hanno caratteristiche estremamente differenti. No, Buongiorno però... Bastoni. No. Andato in rovina, le vittorie di fila, la notte speciale contro l'Inter, perché un allenatore deve dare continuità di gioco. Adesso Però puoi prenderne uno, gli prendi. No, prendo Bastoni. Con questo buongiorno un po' appannato, Bastoni.
Anch'io prendo Bastoni. Qua io sposo Giuseppe Pastore, nel senso che per me Buongiorno potrebbe essere in potenziale anche superiore a Bastoni, anche se Bastoni anche lui ha già tanti anni, all'età dalla sua, è abituatissimo a fare il braccetto, mentre Buongiorno si è alternato tra braccetto e centrale. Il Buongiorno di adesso non mi convince, ma dico Bastoni, ma insomma. O Dumfries. Politano o Dumfries? Pensiamo anche, quante volte abbiamo detto, l'importanza di Politano per il Napoli di Conte, pensiamo alla crescita nel 2025 di Dumfries, pensiamo alla partita. Nell'anno solare, cioè 25, Dumfries è il miglior giocatore della Serie A quasi. Dumfries, anch'io Dico Dumfries, sta svoltando l'Inter in positivo. Il miglior giocatore dell'Inter. al netto dell'importanza che ha, sì, Politano e tutto, però Dumfries oggi sta proprio bene. Barella sarebbe stata più equilibrata di Billing. Barella ha detto che Billing nel primo tempo di Como stava fatto bene, però Barella per distacco. Quanto pesa l'assenza di Anghissà? Tanto. Perché Lobotka lo preferite a Çalhanoğlu? Oggi sì, anch'io. Qua mi sa che se loro tra Lobotka e Çalhanoğlu dicono oggi Lobotka, mi sa che le ultime partite le hanno viste poi benissimo. Se andiamo a vedere poi i dati, Lobotka comunque mantiene un 100% di passaggi riusciti, però non è il Lobotka che conosciamo noi. Çalhanoğlu ha dalla sua anche la possibilità di tirare i rigori, che lo fa, però ammetto e mi rendo conto che Çalhanoğlu sia leggermente in flessione post infortunio, e quindi dicono ad oggi Lobotka tranne Ferré. Oggi io dico Çalhanoğlu tra i due. Allora, forse a oggi lo stato di forma Lobotka sta meglio. Vabbè, allora se Pavard ha detto che lo stato di forma oggi è meglio, adesso cambia le regole in McTominay o Mkhitaryan? No, McTominay. Sai che non so nemmeno se sarà Mkhitaryan il titolare, però facciamo McTominay, in ogni caso McTominay. Quindi Mkhitaryan, McTominay, si dice McTominay, anche io dico McTominay, però teniamo presente che al detta di alcuni tifosi dell'Inter, cioè di molti tifosi dell'Inter, ieri Zielinski ha fatto una grandissima partita e quindi potrebbe addirittura in fiducia confermarlo Inzaghi, e quindi si avrebbe proprio il confronto il passato con il presente. Zielinski, McTominay, però io dico McTominay. Spinazzola o Di Marco? Beh, Di Marco. Vantaggio Di Barcellona. Marco non è al 100% oggi, però rimane Di Marco. È come se Spinazzola fosse al 100% oggi. Dai, tra Di Marco e Spinazzola, Di Marco. Lukaku, Thuram, detto che magari non gioca. Questo è il grande tema. Oggi Thuram 0 minuti, poi magari è pretattica, magari invece lo troviamo tirato a lucido a Napoli. Insomma, senza dover andare fino alla fine, perché Lukaku Thuram è che per forza deve essere Thuram, e poi fa il paragone Raspadori Lautaro ed è per forza Lautaro, onestamente. Poi loro si sono divertiti, vabbè, mettiamo magari a paragone diverso, facciamo Thuram, facciamo Arnautovic Lukaku, oppure mettiamo a paragone Raspadori non lo so, ma insomma purtroppo l'attacco dai, con tutto l'affetto che possiamo avere. Quindi questa è la top 11 combinata. Dopodiché si parla anche tra Conte e Inzaghi, chi sta meglio, chi è più decisivo, chi influenza di più, e là è difficile rispondere, non prendono posizione. Poi c'è anche un momento in cui si chiede a Pastore, dice, ma chi la può svoltare? Chi è il giocatore che poi tu intravedi nel Napoli che può prendere e svoltare la partita? Non riesce a rispondere, perché in questo momento ci manca proprio quel giocatore alla Neres, per non dire alla Kvara, alla Neres che ha la giocata che ti può scompaginare. Ce l'ha McTominay questa giocata, magari, ma lo devi imbeccare, non è che può farsela tutta lui come può farlo un Neres, mentre l'Inter di fisicità ti può spingere fino in porta, insomma sarà una sfida importante. E io vi introduco un concetto che è quello là, il like, lasciate il like. Il concetto adesso è chiaro, se il nostro obiettivo è vincere lo scudetto, devi vincere per forza, devi vincere bene o male, nel senso puoi anche non convincere, 3 punti a casa, eccetera eccetera. Ma io voglio cominciare a introdurre un altro concetto, cioè il vincere bene, cioè il dare un segnale al resto del campionato che tu stai recuperando una fase di forma, una certa fiducia nei tuoi mezzi e giochi anche meglio. Questo potrebbe dare un segnale a noi stessi e anche al resto della Serie A che non abbiamo mollato
E vi dirò di più, visto che io parto dal presupposto che sposo la società, che l'obiettivo deve essere la Champions, però non la Conference, caro Conte, non scherziamo, mi starebbe bene anche un risultato che non sia la vittoria, ma con un Napoli che gioca bene. Per la prima volta io vi potrei dire, la prima volta quest'anno, non è che voglio per forza il risultato così ammazzo con una deviazione. Un Napoli che gioca bene mi darebbe più, anche con un pareggio, mi darebbe più tranquillità per il prosieguo della stagione, dove c'hai 11 partite importanti e c'hai un Atalanta che sembra spingere perché avrebbe poi delle partite incastrate dove potrebbe rosicchiare dei punti, la Juventus che sta galvanizzata, 4 vittorie consecutive, quindi io vorrei il Napoli giocar bene, farci rivedere un Napoli giocare bene, perché poi questo ci potrebbe dare grande fiducia per affrontare le prossime partite. In conclusione volevo parlarne di questa cosa qua, perché Arnautovic fa un gol pazzesco, ma poi rivedendolo non se n'era accorto nessuno in campo, onestamente nemmeno i giocatori della Lazio, ma la posizione di De Vrij costringe praticamente Mandas a fare questo passettino, diciamo nemmeno un passettino, ma si deve spostare per vedere partire il tiro. Se De Vrij effettivamente è in fuorigioco, il fuorigioco noi sappiamo da regolamento che diventa attivo quando ostruisce la visuale del portiere e non gli permette di fare la giocata, la parata. Ora qualcuno sta dicendo è comunque impossibile, dice, penso che l'AIA addirittura abbia giustificato il non intervento dicendo era impossibilitato comunque a pararla perché è un tiro imparabile, la distanza tra De Vrij e Mandas, la distanza tra il pallone e De Vrij, insomma una serie di giustificazioni che dicono che comunque questo gol è regolare. Secondo me è molto borderline, perché è vero che era imparabile, ma se tu portiere devi fare così, vuol dire che comunque la visuale te la sta ostruendo, di conseguenza per me risulta attivo, e abbiamo visto molti gol annullati per questa situazione qua, dove il portiere viene impallato e quando viene impallato il fuorigioco risulta attivo. Per il bello del calcio, io vi dico, anche perché non ce ne frega niente della Coppa Italia, è una partita che per il bello del calcio sono contento che questo gol di Arnautovic pazzesco, forse più difficile di quello di Modric è più bello, ma questo secondo me è più difficile perché non la controlla, la prende tutta al volo. Sono contento che non sia stato fischiato sto fuorigioco, ma per il chiarimento, per la chiarezza del regolamento, questo secondo me andava annullato, perché se no come facciamo a stabilire? La prossima volta si dirà, e ogni volta quando poi andiamo a giustificare, no, ma quella spinta su Vlahovic hanno pensato all'intensità. Non si può pensare all'intensità, lo fate a turno, di conseguenza ognuno fa sempre quello che vuole lui e noi ci troviamo con la sciarpa ogni tanto. A me non me ne frega, perché non sono sciarpa di niente in questo caso, anche se allo stadio entrambe le tifoserie si sono divertite a ribadire che loro non sono napoletani, e lo sappiamo bene. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vado a giocare a pallone me medesimo, quindi vi abbraccio, vi bacio, vi chiedo dei like finali se ce li avete e ditemi la vostra sulla top 11, perché magari potrebbe giocare qualcun altro. Loro non hanno considerato per esempio Olivera, però Olivera lo consideri se torniamo a 4 oppure sposti Spinazzola in avanti, e a quel punto il paragone diventa impossibile. Vabbè, vediamo un po'.